Continua la telenovelas dell'Olimpica Akragas dopo le dimissioni dell'assessore Giovanni Amico, che con una lunga lettera spiegava le ragioni del suo disimpegno, e la successiva delega al vicepresidente Francesco Filippazzo. Oggi lo stesso Filippazzo in un suo comunicato stampa si dimette dall'incarico. Lo stesso dichiara: prendo atto delle dimissioni del presidente Giovanni Amico e a maggior ragione rimetto anch'io il mandato da vicepresidente, in quanto la mia disponibilità a ricoprire il ruolo è sempre stata limitata solamente a far sì che potesse essere costituita l'associazione sportiva dilettantistica. Non dice altro Filippazzo, quindi a questo punto non si comprende come la squadra potrà giocare domenica prossima la sua prima partita di Coppa Italia, esordendo contro la squadra del Salemi. Già la partita era stata rinviata di una settimana per dare appunto alla neosquadra dell'Olimpica Akragas di potersi organizzare tecnicamente e poter affrontare il suo primo impegno agonistico. A questo punto quale sarà il futuro dell'Olimpica Akragas, che con tanta buona volontà era stata messa su dall'assessore Giovanni Amico, che insieme al sindaco Firetto non volevano fare sparire il calcio ad Agrigento, dopo la resa di Alessi e compagni che hanno portato alla liquidazione della società, che erano arrivati al primo livello del calcio professionistico nazionale. Intanto, stando alcune notizie pubblicate dai siti agrigentini, potrebbe essere Angelo Vella a essere coinvolto nel nuovo percorso dell'Olimpica Akragas. Sono stato chiamato in causa, afferma il giornale. L'amore per l'Akragas è tanto, ma richiede altrettanto impegno. Devo valutare con calma, ma presto scioglierò ogni riserva. Lo scopo, secondo Vella, è quello di poter dare un futuro alla squadra di calcio agrigentino. Per Vella, secondo il sito, questa avventura sarebbe affiancata da altri imprenditori legati alla sua scelta. Si tratterebbe di un ritorno per salvare il calcio ad Agrigento. Angelo Vella era stato già ex presidente dell'Akragas, della promozione in D e in Lega Pro. Lo stesso preferì a suo tempo mettersi da parte, senza clamori e polemiche. Ora, con il gigante in difficoltà, sarebbe pronto a dare una mano. Vella è intimorito dall'ambiente che si è venuto a creare ad Agrigento sotto il profilo calcistico. Una città difficile, ma afferma ad Agrigento Sport: non lascio chiusa questa possibilità, ma devo riflettere bene, conclude Vella al collega Carmelo Lentini, da lui intervistato telefonicamente.